Allora, appunto, secondo me il problema fondamentale è la diversità tra la teoria e la realtà, ovvero sia il modello di lavoro a rete e il modello teorico ottimale. Pigliamo tante piccole realtà, le facciamo lavorare come un insieme, attraverso tutta una serie di regole, di patteggiamenti, di metodiche, di creazione anche di abitudini, eccetera, eccetera. Le domande però che seguono sono queste: sì, questa è la teoria, però poi nella pratica, dove diavolo alla gente viene insegnato a fare il lavoro collettivo? L'esperienza insegna sul fatto che da nessuna parte, con l'eccezione di alcune esperienze associative limitate, di alcuni ambienti culturali limitati, eccetera, eccetera, eccellenti ma minoritari. E in secondo luogo, oltre a non impararlo, c'è il problema della pratica. Il modello che prevale è il modello del mercato. Il modello del mercato è il modello bayesiano, per cui il più grande mangia il più piccolo. Punto. Cioè abbiamo una riproposizione di qualsiasi forma proprio di sociobiologismo proprio volgare. Questa è la realtà. Quindi, per esempio, anche un ambito fortemente connotato proprio anche teoricamente e giuridicamente nel mutualismo come la cooperazione, in realtà qual è la cooperazione di successo? La cooperazione grande che cresce, che è il modello della grande impresa, che accorpa, verticalizza, si dà meccanismi di qualità che in qualche maniera irrigidiscono e spingono sempre più verso la verticalizzazione. E quindi è difficile fare un lavoro in pratica, in rete, con le piccole realtà. Esperienza poi pratica quotidiana, quando tenti di lavorare con le piccole realtà ti fanno bestemmiare, nel senso che in realtà anche la piccola realtà solo tardi e male si mette in questa logica. Ovviamente sono quelli che le prendono e sono le prime vittime del processo di accorpamento spinto. Questo è il problema, per cui chi si pone un problema di lavoro in rete dovrebbe sostanzialmente smetterla di usare il modello informatico, eccetera, dimenticandosi che anche lì basta che non ti spenga il server e te la ciucci anche lì con la rete che non esiste più. Hai bisogno di un meccanismo che preveda una formazione di lungo periodo, a iniziare sostanzialmente dalla prima infanzia. O si fa educazione cooperativa fin dalla base, oppure meglio cominciare a non parlare più di reti. Ma una rete è un insieme di nodi o di unità interconnesse che in qualche modo vengono legate sistemicamente per raggiungere degli obiettivi comuni. Beh, a me piace ripensare a quello che era il mito indiano, la rete di Indra, ovvero la rete del pescatore, quindi ognuno di noi è un singolo, ma è un nodo di questa rete, quindi in realtà è collegato attraverso l'interdipendenza, questa è una parola moderna se vogliamo, ma è collegato comunque a tutti gli altri. Quindi se vogliamo pensare al benessere individuale, non possiamo non pensare al benessere della rete, cioè della collettività. Per me la rete è la fine dell'umanità. Il concetto di rete è un concetto di questi anni qua, che cambia completamente la maniera di interagire gli uni con gli altri. Si passa da una verticalità a una orizzontalità dei rapporti, per cui non c'è più un centro, ma tutti sono centro e periferia allo stesso tempo. Ma l'idea della rete mi fa venire in mente qualcosa che cattura da un lato e dall'altro che connette, che comunque crea delle connessioni, dei rapporti. Non mi viene in mente altro, francamente. Ma per me il concetto di rete è pensare a un coordinamento di energie per ottimizzare e per arrivare al massimo risultato possibile. Ovviamente ho penso che questo concetto è relazionato proprio tanti al lavoro che io faccio. Beh, il termine rete è molto generico, ma se scarto subito alcuni valori, non sono un tifoso di calcio e quindi eliminiamo questo parametro, non sono un pescatore e quindi
non la considero neanche sotto questo aspetto, mi viene in mente rete come organizzazione di lavoro o come un male necessario tipo the net, internet. In entrambi i casi credo appunto che sia un male necessario, quindi qualcosa che fa assolutamente bene. Considerando la rete come organizzazione di lavoro è inevitabilmente una moltiplicazione di risorse, è certamente qualcosa che può mettere a disposizione di altri il patrimonio di ogni singolo. Personalmente vengo un po' da questo tipo di iniziative, mi occupo di networking in un'azienda di Milano e ho fondato alcuni anni fa una rete radiofonica che si chiama Italia Network, quindi sotto questo aspetto sono le prime considerazioni che mi vengono in mente per il termine rete. È bello che hai di tutto a te, no? Infatti. Fantastico. Direi che se volessi essere trendy, Ma il concetto di rete mi sovviene soprattutto che la rete è fatta a maglie, dentro le maglie ci sono degli spazi, dei vuoti che possono essere riempiti con la creatività e poi essere racchiusi dalla rete stessa. Direi che se volessi essere trendy, la tela di ragno, una stoffa e forse una risposta un po' indotta da una lettura che sto facendo adesso recente, la mafia, la camorra, insomma le reti del malaffare. Altre cose in questo momento non mi vengono in mente. direi che se volessi essere trendy, Innanzitutto rete, secondo me, sono contatti interpersonali, rete di conoscenze, rete mi viene in mente internet, la rete, per cui anche lì rete di contatti, di possibilità tra persone di contattarsi anche se sono distanti, per cui non mi viene in mente altro. Rete viene in mente questo, no, dico anche un'altra cosa bruttissima, anche la rete del materasso mi viene in mente rete, le reti televisive, mass media, rete, satellite, rete, telefonini, tecnologia. Posso chiudere qui? Ecco. direi che se volessi essere trendy, È un momento di pausa. La rete è qualcosa che chiude, che stringe, è qualcosa che non dice. È per esempio una televisione che fa finte interviste dove non vuole chiedere niente e non vuole che qualcuno risponda. Questa è la rete. direi che se volessi essere trendy, Qual è secondo te il concetto di rete? Rete secondo me è offrire le risposte giuste alle domande che di volta in volta si presentano, una cosa molto pratica, adattabile a qualunque contesto. direi che se volessi essere trendy, Sicuramente in questo periodo una palla che si infila in una rete. direi che se volessi essere trendy, La rete è un confine, ci vuole un passaporto e questo non fa parte dell'uomo. direi che se volessi essere trendy, Come ti avevo appena detto, secondo me è qualcosa che mi opprime, qualcosa in cui mi ingroviglia e cui mi impedisce di muovermi, forse un concetto un po' troppo legato alla peste, però io la vedo così. Non ho subito un concetto, forse non so se molti si connettono mentalmente a internet, ma sarà l'antica, a me piace così, tutto qua.
Tutti funzionano nella misura in cui riescono a correlarsi con gli altri. In una rete si distorcono anche certi concetti di senso comune che valgono in contesti abituali. Per esempio appunto l'effetto delle code, il nodo più importante è proprio il più connesso proprio perché è connesso ai nodi meno connessi. Quindi ci sono anche dei paradossi. È il nuovo modello di sviluppo dove tutti contribuiscono al successo del sistema.